La descrizione di un attimo, le convinzioni che cambiano e crolla la fortezza del mio debole per te. Anche se non sei più sola, perché sola non sai stare e credi che dividersi la vita sia normale. Ma la mia memoria scivola, mi ricordo limpida la trasmissione dei pensieri e la sensazione che in un attimo qualunque cosa pensassimo in due poteva succedere. E poi cos'è successo? Aspettami, oppure dimenticami. Ci rivediamo adesso, dopo quasi 5 anni. Come sempre sei la descrizione di un attimo per me. Come sempre sei un'emozione fortissima. Come sempre sei bellissima. Mi hanno detto dei tuoi viaggi, mi hanno detto che stai male, che sei diventata pazza, ma io so che sei normale. Mi chiedi di partire adesso, perché i numeri e il futuro non ti fanno preoccupare. Vorrei poterti credere, sarebbe molto più facile rincontrarci nei pensieri, distesi come se fossimo sospesi ancora nell'attimo in cui poteva succedere. E poi cos'è successo? Aspettami, oppure dimenticami. Ci rivediamo presto, fra almeno altri 5 anni. Come sempre sei la descrizione di un attimo per me. Come sempre sei un'emozione fortissima. Come sempre sei bellissima.